Supra sa limba sarda bisogna uno scantor de pregiudizioso. Su primo e su prumanno este, sa limba sarda est un dialetto. Omo, de primo narre in un bei studioso oggi, dai Wagner a Gramsci, a tutti gli studiosi moderni, i pensano che su sardo sia un dialetto e non una limba. Ma questa è una prova prumanna. Il Stato italiano, in una legge, la 482 del 1999, ha riconosciuto lo sardo in mente limba minoritaria in Italia. E dunque oggi il sardo ottiene un riconoscimento ufficiale del Stato. Ma a parte questo, tocca da narrare. I differenzias culturali tra un dialetto e una limba non deve essere. Uno è sprumando linguistas, a me davamato, ha descritto i teste una limba, è un dialetto, un esercito e una flotta. I tere narrere, la differenza tra dialetto e limba sono di ordine giuridico-politico, non di ordine culturale. In storia noi possiamo vedere e anto uno vincede, anto Madrid vincede, impone da tutti in Spagna su castigliano e diventa la lingua ufficiale spagnola. Anti a Grecia vincede Atene, impone Satticu, la lingua di Atene, in mente greco, per tutti a Grecia. Anto vinche Madrid, anto vinche Parigi, impone su francese in tutto la Francia. Dunque, pur se pensiamo a vero e usare sia di un dialetto, tocca da narrare e tenere le caratteristiche di una lingua e non per differenza. Questo è un altro pregiudizio umano sopra la lingua sarda. E è giusto, è una lingua povera, una lingua agropastorale, non è capace di contare la modernità, la realtà del mondo di oggi. Per questo è uno sciollorio, è una macchina. Non bellimba il suo mondo e non si è capace di contare la modernità. Vinza l'ultima limba dell'ultima tribù dell'Africa sahariana è capace di esprimere oggi la modernità, l'ufficialità, la scienza. Tanto più una lingua mente a sardo e attenti influenze da parte di tutte le lingue del suo mondo, latino, greco, tutte le altre lingue di oggi, italiano, spagnolo, catalano. Questo è un terzo pregiudizio. E sopra questo è donare anche oggi in plus. Il sardo ha prodotto paga letteratura. Li scrive pure Gramsci in una bella lettera a sa sorella Teresina, quando narrata, su sardo è una lingua, ma ha prodotto poco. Tocca da narrare che Gramsci non conosceva la letteratura sarda. Ma non la conosciamo manco oggi la letteratura sarda. Ma oggi anche oggi in plus, ma a sostempo di Gramsci, di Wagner, pure Wagner non conosce la letteratura sarda, conosce la lingua. Cada linguaggio de sarvidas, però non conosce la letteratura sarda. Cherzo solo due esempi. Pro annos e annos, sul libro hanno scritto in Sardegna più di un po' di poesia, ma prosa bella e nuda. E non abbiamo dimenticato, su un anno, i scrittori in prosa, del Susesentos, si narra da Gian Maria Garippa, e sti stau interrau pro 200 anni, la pubblicazione dell'opera di Gian Matteo Garippa è stata sul 1997 da parte di una donna imprentadora minoredda di Nugoro, Papiros, e dunque Gramsci non poteva conoscere la letteratura in prosa e a mustentu i suoi seculos. Ma questo è un altro esempio, forse gallo per un anno. Me dargaloge scriene il sardo non attento teatro, rappresentazione. E certo, noi siamo attenti su fondatore, su creatore
questa sacra rappresentazione, su 1700, fra Antonio Maria da Esterzili, esti stau 40 anni proprio accanto a noi, a Villanova Forru, in Seddori, l'opera fra Ignazio Maria da Esterzili che si sta cuada, interrada, proprio de 200 anni, e si sta a pubblicare su 1997, e dunque che sono coloro belle 300 anni. E certo non ha, ma in lingua sarda non veste teatro, beh su teatro, tocca da conoscere. E sta arrivando in ritardo, un'ossenza di fra Ignazio da Maria da Esterzili. Ai su 1890 è scapitato sul libro di Antonio Maria da Esterzili, in Giovanni Siotto Pintor, ha abbaidato la prima pagina, la copertina, e è scritta in castigliano. Sicuramente è interessante in questo momento del sardo che la posta a un'ala. Si aveva aperto questo libro, aveva visto, la copertina è in castigliano, ma sul libro è scritto in un bello ampidanese. E te succede, la copertina è obbligatoria all'iscrivere la lingua ufficiale castigliano, appunto, spagnolo. Però uno scrittore poteva scrivere tranquillamente e liberamente in lingua sarda. Dunque, antuverso questo pregiudizio, tocca da si informare de pruso. A me dar volta su questo pregiudizio, queste idee sconzas, queste macchine, queste tontezze, vengono da ignoranza, che anche volta vengono vincere da esa mala fede, da gente che è contro la lingua sarda. Ma su pruso, vengono da fatto e noi non conosciamo. Antu a me ne minana, ma tallegas tu e pones troppo paraulas in italianas proprio, una volta abbiamo la sostanza, ma la sostanza non è una parola italiana, è una parola latina, substa, la cosa sta vissuta. E andrà bene possiamo essere d'accordo, ma dove a narrare una parola troppo italianizzata, entusiasta. E là vi spiegavo, entusiasta non è una parola italiana, è una parola che deriva dal greco. En theos, essere con Dio, dunque contento, dunque entusiasta. E sì, in italiano possono spiegare parole dal greco, poi noi non la possiamo spiegare? A proposito di lingua povera, arcaica, agropastorale, dobbiamo narrare. Se non teniamo questa parola noi, la civiltà dei nostri si sta agropastorale, dunque queste parole sono agropastorali. La spieghiamo dove bisogna, in prestito. Tutte le lingue hanno in prestito queste parole e non tengono. Dunque non c'è problema per imparare la lingua sarda, prova a dare di tutto l'universo culturale moderno di oggi.